Buongiorno, ben ritrovati la prima edizione dei nostri telegiornali, ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antena 3, buon venerdì, ripartiamo dalla cronaca. Ieri sera, nel tardo pomeriggio sera, la nostra Chiara Gaiani ci ha raccontato delle speranze infrante purtroppo per la povera Annabella, la 22enne studentessa di Padova, il cui corpo è stato trovato impiccato ieri proprio a Teolo, dove si erano concentrate da tempo le ricerche. Ripartiamo da qui perché il giorno dopo c'è il dolore, c'è lo sgomento di una comunità intera, ma ci sono anche tante domande su questa tragica fine. Chiara, buongiorno. Nicola, buongiorno ai telespettatori con il collega Christian Roque Allende. Siamo proprio qui alle mie spalle, il bosco piuttosto fitto dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Annabella Martinelli. Annabella aveva lasciato la bicicletta a circa 300-400 metri da qui con il lucchetto, poi aveva salito un sentierino che tutti qui conoscono molto bene, lo chiamano il sentiero Tagliatornanti, che porta nella parte alta del comune a Teolo, per poi arrivare qui, lasciare la strada provinciale che conduce a Teolo, salire le vedete proprio, insomma, una sorta di sentiero tracciato all'interno del bosco e fermarsi a una decina di metri dal punto in cui ci troviamo con il collega, una zona molto appartata e infatti qui le ricerche non erano neppure arrivate, non era stata presa in considerazione. Questo è un sentiero che non conoscono, in realtà non è neanche un sentiero, ma lo conoscono le persone che vivono qui, e infatti l'ha trovata una signora che stava passeggiando con il suo cagnolino. Pochi minuti fa con il collega abbiamo incrociato i familiari di Annabella, che non hanno voluto né farsi riprendere né rilasciare alcuna dichiarazione, ci hanno pregato proprio di lasciarli in pace, che stavano cercando un punto in cui portare un fiore, in cui poter lasciare un ricordo, per poter dire una preghiera. E lo dicevi tu, Nicola, ci sono ancora delle domande aperte. Sappiamo che la pizza è stata trovata anche nello zaino di Annabella, le famose 2 pizze che erano state acquistate poco prima di salire, di dirigersi verso Teolo. Forse su quelle pizze verrà effettuato un esame, saranno inviate ai RIS per capire, perché questa è la grande domanda che tutti si pongono: se con Annabella ci fosse qualcuno in quelle ore. Di sicuro la studentessa, che tra poco sentiremo nel servizio di ricostruzione che abbiamo preparato, che l'aveva incrociata nella tardissima serata del giorno della Befana, l'aveva vista da sola e la descrive anche serena. Allora, tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Vi lascio al servizio di ricostruzione di quanto accaduto in questi 9 giorni, lunghi 9 giorni di ricerca, e soprattutto ieri pomeriggio, che abbiamo preparato questa mattina in redazione. Sono passate da poco le 15 di giovedì, quando ogni speranza svanisce. In questo bosco, sulla cima di una collina alle porte di Teolo Alta, a pochi metri dalla strada principale, via Euganea, una donna che passeggia con il suo cane trova il corpo senza vita di Annabella Martinelli, impiccato a un albero. Qui le ricerche, che continuavano da giorni, non erano mai arrivate, spiega il capitano Diego Del Tufo. In questa zona le ricerche non erano arrivate? Così in maniera approfondita no. Al momento non stiamo propendendo assolutamente per l'ipotesi suicidiaria. Ecco, quindi poi vediamo se da un lato si emerge qualche cosa, ma insomma questa è l'ipotesi. È il silenzio degli alberi ad avere nascosto e protetto, forse per 9 giorni, il corpo di Annabella, la studentessa di 22 anni scomparsa dal giorno dell'Epifania. Sarebbe morta proprio in quella gelida notte tra il 6 e il 7 gennaio, la più fredda dell'inverno, con il termometro a -8. Aveva lasciato la sua casa di Padova. Vado da un'amica, aveva detto alla famiglia.
Da Padova aveva raggiunto in bici i Colli, comprate 2 pizze a Selvazzano Dentro, a Treponti di Teolo Annabella acquista 2 bibite. Sono le 23:15 quando incrocia una studentessa, Giulia Rinaldo, che le chiede se ha bisogno di aiuto. Lei molto tranquillamente mi ha risposto, mi ha detto no guarda tranquilla, sta bene, adesso vado a casa. Io al che le ho chiesto ma hai bisogno di un passaggio a casa, siccome comunque era sera, era buio, faceva fredda, c'era quella tipica nebbiolina dei Colli Euganei, insomma, le ho chiesto se avesse bisogno di un passaggio a casa, lei mi ha risposto no, tranquilla, abito qua vicino. E io a quel momento non ho neanche insistito troppo. Da qui per ora solo ipotesi. Di sicuro lascia la bici chiusa con il lucchetto a villa e poco lontano i cartoni delle 2 pizze. Le telecamere la riprendono in bici, il cappotto scuro, lo zainetto rosso, i jeans larghi. La mobilitazione è imponente. Il comune di Teolo e i suoi volontari la cercano con i vigili del fuoco, con i cani molecolari, i droni e l'elicottero, il soccorso alpino e poi i carabinieri coordinati dalla procura di Padova che apre un'inchiesta per sequestro di persona. Sull'appendice del monte, con il gruppo elettrogeno dei vigili del fuoco a illuminare le ombre del pomeriggio che fa strada alla sera, per 3 lunghe ore resta anche il procuratore Angelo Antonio Racanelli. Resta anche la comunità di Teolo con il sindaco che ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Annabella e che parla a nome di tutti. È finita nella maniera che pensavamo non dovesse finire, perché gli sforzi sono stati importanti e sono stati tanti sforzi di tanti volontari, di tante persone per cercare di trovarla e di trovarla viva, perché pensavamo tutti di trovarla viva. Non è assolutamente un sentiero, è la cresta di una piccola collina qua sopra, e una zona che non è neanche una zona di passaggio, cioè uno deve andarci per forza. Lei che cosa si sente di dire anche alla famiglia che piange questa morte? Mi sento di dire una cosa sola, che siamo vicini alla famiglia e tutta la comunità è vicina alla famiglia e siamo un po' affranti tutti. Sono i vigili del fuoco a portare a valle Annabella Martinelli, coperta dalle telecamere in un riservo che lascia spazio solo al dolore. Tra i boschi per ore hanno lavorato i medici legali e gli investigatori dei carabinieri. È stato trovato il telefono e lo zainetto di Annabella, dentro anche dei biglietti e un blocco con dei disegni che ne testimonierebbero la volontà. Le indagini non sono finite, sarà eseguita l'autopsia. Oggi l'affidamento dell'incarico, l'esame nella giornata di martedì. Le domande restano e affollano la mente di tutti, anche di chi deve indagare. Affranti i boschi di Teolo racchiudono il dolore dopo aver abbracciato le speranze. Il dolore inimmaginabile della famiglia di Annabella, il dolore di chi nella ricerca ha messo tutte le sue forze, il dolore degli amici, di un'intera comunità. Un dolore che adesso va rispettato nel silenzio. E poi a San Giovanni Lupatoto siamo nel Veronese, dove cresce la preoccupazione per la scomparsa di Diego Baroni, il 14enne che lo scorso 12 gennaio ha fatto perdere le proprie tracce e non è più tornato a casa. Il ragazzino era uscito alle 6:45 per prendere il bus che lo avrebbe dovuto portare all'istituto professionale Giorgi di Verona, ma non è mai arrivato a scuola. La mamma ha lanciato un appello sui social e presentato una denuncia ai carabinieri. Le ricerche finora non hanno dato esito. L'ultimo avvistamento del ragazzino è avvenuto davanti alla stazione di Verona Portanuova, dove ad alcune amiche ha detto che era diretto a Milano per raggiungere gli amici, dei quali la famiglia non è a conoscenza. E proprio in una zona del capoluogo lombardo è stato agganciato per l'ultima volta il suo cellulare. Quindi le ricerche in corso per questo 14enne veronese. Da San Giovanni Lupatoto al Veneziano, tra Mira e Spinea, per tornare a parlare dell'omicidio di Mira. Mentre ieri, lo vedremo fra poco, lo strazio della famiglia di Sergiu Tarn nel giorno dei funerali, continuano le indagini degli inquirenti, perché, come abbiamo raccontato in questi giorni, è stato arrestato anche il complice di Riccardo Salvagno in una Spinea che da giorni si chiede davvero come sia stato possibile, e ci sono ovviamente tutte le ricostruzioni delle indagini di quelle ultime ore di quella sera, e spuntano anche degli SMS. Ci racconta tutto e la vedo Ilaria Marchiori proprio da Spinea.
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, ci troviamo proprio a Spinea, poco distante dall'abitazione di Andrea Vescovo, il 38enne che è stato arrestato mercoledì, complice di Riccardo Salvagno. Bene, ieri sarebbe stato ascoltato dal giudice, dal PM, dico sarebbe perché si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi al momento non ha rivelato ancora nulla di quelle che sono state le ultime settimane tra la fine dell'anno e l'inizio di gennaio. E come dicevi tu, come anticipavi, sono comparsi cioè dei messaggi che Riccardo Salvagno aveva scritto all'amico. Avevano stretto questo rapporto d'amicizia circa nel 2022, messaggi che ha mandato la mattina del 4 gennaio, poco dopo le 9, quando si trovava in Spagna. Ricordiamo che c'è rimasto pochissimo, la fuga dopo l'omicidio di Tarna e poi il rientro spontaneo in Italia. E in questi messaggi vi leggo alcuni passaggi che lui aveva scritto all'amico, ad Andrea Vescovo. Comunque scusami per tutto, non so che fine farò, permetti, te sarà sempre un fradeo, ho sbagliato tutto. Dunque questi i messaggi che aveva inviato all'amico. Dicevo, amici circa dal 2022, ma sul motivo del suo coinvolgimento nel delitto la stessa GIP, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare, dice che non se ne comprende la ragione, perché si legge: se non una violenza fine a se stessa, una spinta a uccidere del tutto immotivata nella totale svalutazione della vita umana. E tra l'altro ricordiamo che nell'interrogatorio di Salvagno è emerso un altro elemento, ovvero l'aver scaricato le responsabilità nei confronti del conoscente. E infatti il vigile quarantenne aveva detto che quella notte era stato il suo amico a tenere l'arma mentre lui era al volante, lui guidava. Ora la domanda da chiarire è chi realmente abbia sparato quella notte, la notte del 30 dicembre scorso, in cui ha perso la vita Sergiu Tarna nelle campagne di Malcontenta a Mira. Nel frattempo anche i genitori, insomma la mamma di Vescovo che vive qui a Spinea con il compagno, lui viveva insieme a loro, hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Ci dispiace molto per Sergiu e la sua famiglia, anche noi siamo distrutti. Andrea è un ragazzo fragile, forse anche troppo, forse si è fatto influenzare, ma è incapace di uccidere. Diciamo che gli ultimi anni della vita di Vescovo non sono stati semplici. Lui aveva perso il padre, era stato molto segnato dalla morte appunto del padre, e qualche anno fa ha perso anche il fratello. Dunque la famiglia lo definisce una persona molto fragile. Tra l'altro era anche seguito dal centro di salute mentale da uno psicologo. Allora questi i dettagli che stanno continuando ad emergere su questa drammatica vicenda, ancora molti punti da chiarire, in primis, come dicevo poco fa, capire chi abbia sparato quella notte a Sergiu Tarna. Ieri nella chiesa di Zellarino col rito ortodosso si è svolto proprio il funerale del ragazzo. Ecco il servizio, qui da Spinea è tutto, restituisco la linea allo studio. Nella chiesa ortodossa di Zellarino si è riunita tutta la comunità romena per dare l'ultimo saluto a Sergiu Tarna, 25enne, freddato con un colpo di pistola alla tempia da Riccardo Salvagno, vigile urbano, ora in carcere a Verona. In centinaia la funzione celebrata in lingua rumena con rito ortodosso, straziante il dolore della madre Anastasia, che a più riprese, tra le lacrime, ha chiesto giustizia per il figlio. Una cerimonia durata circa 2 ore, l'omelia di padre Avram, che ha chiesto il perdono dei peccati ed espresso vicinanza alla famiglia colpita dal grave lutto. A sorreggere la madre, i fratelli di Tarna e i familiari tutti. Ognuno, come vuole la tradizione ortodossa, ha portato un dono e una candela accesa per segnare il cammino e accompagnare l'anima di Sergiu nell'aldilà. Troppo il dolore per una morte che non trova spiegazione. Mio caro, mio povero, che cosa
giustizia che quelli di dovranno marcire in prigione. Noi in libertà in prigione per tutta la sua vita. Siamo a casa nostra, Sergio, grazie. Davvero straziante l'urlo della mamma di Sergiu Tarna dall'omicidio di Mira con tutti i suoi sviluppi. Andiamo adesso a Rosà con Vanessa Banzato e Andrea Benetti, una Rosà che è già sconvolta in questi giorni dal giallo che stiamo raccontando per la scomparsa di Antonio Menegon, ma che ha vissuto altri momenti che la pongono suo malgrado al centro della cronaca, diverse azioni come vedete anche nel sommario. Vanessa, ore di fuoco a Rosà. Buongiorno a te Nicola, alle persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, mai come in questo periodo Rosà è finita sotto i riflettori della cronaca, perché come appunto accennavi tu la scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon sta tenendo tutti col fiato sospeso, non si sa più nulla di lui dallo scorso 3 gennaio quando fu avvistato l'ultima volta, ripreso dalle telecamere della videosorveglianza davanti alla sua galleria d'arte in via Garibaldi a Rosà. Si è verificata una rapina, si sono verificati diversi furti e non solo. Noi ci troviamo proprio davanti al bar dove siamo in via Manzoni, nella zona industriale di Rosà, dove l'altra sera una dipendente del locale è stata rapinata. La donna aveva appena chiuso, stava accingendo a chiudere il locale a tarda serata, quando è stata avvicinata da uno, forse 2 individui che hanno tirato fuori un coltello e l'hanno minacciata di usarlo contro di lei se non avesse consegnato la borsa con dentro tutto l'incasso della giornata. Per la donna sono stati letteralmente attimi, momenti di terrore, di paura. I malviventi hanno arraffato la borsa con dentro il denaro, è ancora in via di quantificazione l'importo esatto, e sono scappati lasciando sconvolta, sotto shock, la dipendente che poi abbiamo sentito anche all'interno del locale, fuori da telecamere e microfono, ci hanno detto è a casa, lei non farà forse fatica a tornare al lavoro ed è anche immaginabile, perché tra l'altro il locale è gestito soprattutto da donne. E pensare a quanto è successo le ha davvero turbate moltissimo, perché sono loro che chiudono, sono loro che anche alla sera si prendono l'incasso per poi depositarlo. Una responsabilità importante, vedendo quello che è successo anche l'altra sera, per loro davvero diventa problematico e soprattutto c'è tanta paura per queste persone. Si diceva rapine e furti, era un po' di tempo che non se ne parlava, almeno nel territorio, nel Bassanese. Adesso tornano in azione i ladri. La cosa peggiore è che tornano in azione i ladri con le persone in casa, quindi oltre al turbamento di vedersi violata l'abitazione, vedersi tutto quanto messo soqquadro all'interno delle stanze, vedersi rubati gli oggetti di valore, la paura di trovarsi in casa i malviventi. È successo anche in questo caso a Rosà e davvero le persone sono sconvolte. Più che altro, Nicola, è il senso di paura, di insicurezza, di terrore che va ad animare i residenti di questi paesi. Sono piccoli paesi, eppure questi episodi tra la rapina dell'altra sera, i furti con dentro le persone, stanno angosciando letteralmente sempre di più la gente. Oltre a questo va ad aggiungersi anche la questione della clonazione del telefono del parroco di Rosà. Pare che i soliti ignoti abbiano clonato la carta del telefono e con questo telefono clonato abbiano mandato dei messaggi parrocchiani in cui chiedevano un contributo per sostenere una persona che si trovava ad affrontare un momento di particolare difficoltà, particolare disagio. Chi è caduto in questo tranello si è trovato svuotato il conto. Di conseguenza massima attenzione ancora una volta a non rispondere a determinati messaggi e andare direttamente alla fonte, semmai. Si stanno occupando i carabinieri della rapina, sono stati avvertiti immediatamente dopo quanto accaduto, e stanno occupando i carabinieri anche dei furti. Stanno seguendo, grazie anche alla polizia postale, invece il caso del parroco di Rosà.
E in tutto questo non si può non parlare della sparizione, della scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon, dicevamo all'inizio, di cui ancora non si hanno notizie. La speranza più grande per chi lo conosce, per chi ha lavorato fianco a fianco con il super consulente nelle battaglie contro i velox irregolari, vorrebbe, così come i familiari, sperare in un suo allontanamento temporaneo, un momento di distacco da tutte queste vicende che tra l'altro avrebbero dovuto vederlo testimoniare in una delle prossime udienze al processo iniziato a Cosenza l'8 gennaio scorso contro i velox irregolari. Menegon aveva collaborato proprio con la procura di Cosenza nei casi specifici che la procura stessa aveva poi bloccato i centinaia di velox in tutta la Calabria. Vorrebbe vederlo sano e salvo. In realtà chi lo conosce bene sa che quello che è successo è da legare alla sua attività, alle sue battaglie. Forse ha pestato i piedi per le persone scomode, ecco, e lui stesso è stato scomodo per determinate persone. C'è da capire insomma come si svilupperà tutta quanta questa vicenda. Allora chiederei alla regia di mandare in onda il servizio che ha realizzato la collega Monica Smiderl, in cui si è incontrato proprio chi conosce, chi ha lavorato fianco a fianco con Antonio Menegon. Antonio non era un autolesionista, quindi a me non ha mai dato la sensazione di essere una persona instabile o che avesse un esaurimento nervoso da fare gesti inconsulti, ecco, questo mi piace escluderlo. Chi conosce Antonio Menegon non crede nell'allontanamento volontario, tanti gli interessi economici toccati dall'ingegnere nella sua attività di super consulente nella battaglia contro i velox irregolari. Ma non solo, il tecnico rosatese avrebbe firmato anche delle perizie sugli etilometri, un nuovo filone con tanto materiale raccolto, forse scomodo. Abbiamo affrontato assieme questioni ovviamente pesanti, perché lui la macchina incidentata, quindi si è arrabbiato perché era venuta a minimizzare la questione da qualcuno, era una macchina vecchia, quindi allora non conta il gesto ma conta la macchina vecchia. Poi il computer acceso dove i file sembravano essere stati violati e anche quello è stato minimizzato, quindi da quel lato era un po' deluso e amareggiato. Da allora abbiamo iniziato a scambiarci i file, quindi quelli che ha lui li ho io e viceversa, per cui tutta la documentazione anche di Cosenza ce l'ho io. E per il resto, ripeto, non voglio fare il complottista, non voglio dire che ci possa centrare qualcosa all'indagine di Cosenza, la quale sapete che dall'8 è stato aperto il procedimento e sicuramente verrà chiamato Antonio quale perito che ha redatto la relazione conclusiva. Intanto le indagini per far luce sulla scomparsa di Menegon proseguono. Gli inquirenti stanno scandagliando i suoi dispositivi elettronici. Il PC in particolare potrebbe celarsi nell'attività di Menegon. La risposta a questa vicenda, come conferma Gian Antonio Sottile, amico e collega di Menegon, presidente dell'associazione Alt Velox. Lei ha mai subito minacce? Certo, ma come no? Ma certo, le minacce, i dispetti. Dal giallo della scomparsa di Menegon ai momenti di paura vissuti ieri sera per colpa di un sessantenne che si è messo a sparare nel giardino di casa. Sentiamo. Vigo di Cadore blindato, i momenti di panico tra gli abitanti per colpa di uno scriteriato che si è messo a sparare in aria con la sua pistola. Il sessantenne cadorino, dopo aver fatto fuoco in giardino nella sua casa di via Borgonuovo, si era rinchiuso in casa all'arrivo delle pattuglie dei carabinieri, ma non rischierebbe nemmeno l'arresto. L'emergenza era scattata nel tardo pomeriggio e si è conclusa verso le 20. C'è stato qualche attimo di tensione perché effettivamente non si capiva cosa stava succedendo, quindi ovviamente le persone erano anche un po' allarmate. Di fatto le forze dell'ordine avevano comunque già da subito messo in sicurezza tutta la zona. Teniamo conto che essendo un paese piccolo poi di fatto la diffusione della notizia c'era e quindi anche capendo effettivamente chi erano le persone coinvolte c'è stata una grande tranquillità in paese
nel senso che comunque stiamo parlando di una persona molto conosciuta e che non rappresenta un pericolo per le altre persone, quindi direi che è un episodio sporadico che effettivamente ha allarmato tutti, però che già ieri sera, ma sicuramente oggi, possiamo anche archiviare con molta tranquillità. Ora dovranno essere esaminate le ragioni delle condizioni alterate dell'uomo, forse dovute ad abuso di alcol. I carabinieri della compagnia provinciale di Belluno e del reparto operativo prima hanno blindato il paese facendo chiudere i locali e dicendo a tutti di rimanere in casa fino a nuovo ordine. Poi hanno portato a termine l'operazione senza nessun ferito e convincendo l'uomo a più miti consigli. Il sessantenne alla fine si è consegnato ed è stato accompagnato in caserma. Dopo lo spavento potrebbe essere che l'unico reato che gli verrà contestato sia quello del procurato allarme. Torniamo a parlare dei delitti che hanno imperversano nella nostra regione, mentre abbiamo visto poco fa il delitto di Mira, c'è un delitto che ha segnato il Veneto e il Padovano, quello di Isabella Noventa. 10 anni fa, il 15 gennaio 2016, scompariva Isabella Noventa, uccisa dai fratelli Sorgato e dalla complice Manuela Cacco. Il mistero del suo corpo, mai trovato, non ha ancora risposte. La donna con il giubbotto bianco cammina in Piazza dei Signori a Padova. 10 anni fa, da queste immagini, parte l'indagine sulla scomparsa e poi sull'omicidio di Isabella Noventa. Era la notte del 15 gennaio del 2016. Sono passati già 10 anni dalla morte della segretaria di Albignasego. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Pochi giorni dopo, i poliziotti che indagano sulla sparizione capiscono che quel tragitto, che sembra studiato per lasciare traccia nelle telecamere cittadine di videosorveglianza, non è stato fatto da Isabella ma da Manuela Cacco, tabaccaia di Camponogara, complice di quelli che saranno condannati come responsabili e autori materiali del delitto, i fratelli Freddy e Deborah Sorgato. La famiglia Noventa in questi anni ha sempre chiesto che almeno venga fatto ritrovare il corpo per darne una degna sepoltura. Lui sta in silenzio per salvare la sorella, perché se dicesse la verità affosserebbe ancora di più la sorella. Adesso, se dovessero mandare qualche lettera di scuse, sarebbe solo per un fine, per un secondo scopo, cioè quello di ottenere prima i permessi. Mamma Ofelia è morta 3 anni fa dopo la figlia, senza avere risposte, distrutta dal dolore. Secondo il fratello di Isabella, Paolo, a sferrare i colpi mortali fu Deborah Sorgato in casa del fratello Freddy. Era lì anche il 16 gennaio di 10 anni fa, il giorno dopo la scomparsa della 52enne, quando Paolo la va a cercare a casa di Freddy, con cui Isabella era uscita la sera prima a mangiare una pizza. Non ha mai avuto il timore, perché Freddy sembrava una persona timida, introversa, che nessuno si sarebbe mai immaginato una cosa del genere. Movente e arma del delitto non furono mai stabiliti. Si ipotizzò gelosia, denaro, rabbia, invidia e che il corpo fosse stato fatto sparire all'estero, trasportato in una cisterna in uso a Freddy, che di professione faceva il camionista. L'unica a collaborare con gli investigatori fu Manuela Cacco, ex amante dell'uomo, condannata a 16 anni. Da poco ha iniziato a usufruire di regime di semilibertà. I fratelli Sorgato sono stati condannati a 30 anni. Mi sembra di essere nei paesi dei balocchi per queste cose, perché quando c'è stato il processo mi hanno detto 30 anni di carcere, va bene, sono congrui, cioè immagino che 30 anni sono tanti, però averne fatti meno della metà e iniziare già a uscire, questo mi fa un po' di tristezza. E adesso torniamo nella Marca trevigiana, una Marca senza pace su un fronte dei furti, non solo, e lo stiamo raccontando, le spaccate nei negozi che stanno colpendo particolarmente Treviso in questo periodo, ma poi la piaga dei furti in casa. Fra poco vedremo quanto accaduto tra Mareno e Conegliano 2 sere fa, ma ci sono altri episodi che ci racconta Francesca Bozza in diretta con Tommaso Migotte, si trova a Paese. Buongiorno Francesca.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo a Paese perché è in ordine di tempo l'ultimo comune preso particolarmente di mira dai ladri. Dopo una pausa quasi fisiologica e di cui ormai siamo abituati, con la concomitanza delle festività natalizie, anche i furti sembrano fermarsi per poi ritrovare un'impennata un paio di settimane dopo le festività. Così sta succedendo appunto a Paese qualche giorno fa, una serie di colpi tentati e andati a segno, tentati in via Medaglie d'Oro, via Ongarini, andati in segno invece qui in via Tobruk e in via Calleselle. Ci sono ladri che trovano anche facile via di fuga, lo vediamo anche nell'immagine di Tommaso Migot. Questa lunga strada via Tobruk è affiancata dai binari della ferrovia, mentre dall'altra parte ci sono alcuni campi e quindi appunto, come detto, i ladri possono trovare facilmente una via di fuga dopo aver messo a segno i propri colpi. I ladri che entrano in azione all'imbrunire approfittando dell'assenza dei padroni di casa. Ed è successo così anche ieri pomeriggio in via Torricelli a Treviso, tra Treviso e Silea, ad essere presa di mira l'abitazione di una giovane coppia con 2 bimbi piccoli. Loro si sono allontanati per poco tempo, tra le 17 e le 18:15. I ladri hanno prima tentato di forzare uno scuro al piano terra, ma non ci sono riusciti. Era infatti l'infisso chiuso con un catenaccio. A quel punto si sono spostati al primo piano, hanno sfondato il vetro della porta finestra e una volta in casa hanno fatto quello che vi raccontiamo quotidianamente. Hanno messo a soqquadro quasi tutte le stanze perché probabilmente sono stati disturbati dall'improvviso rientro in casa dei proprietari e hanno lasciato indenne la cucina, ad esempio. Hanno invece letteralmente divelto i cassetti di un mobile al primo piano, hanno messo sottosopra armadi e cassetti delle stanze, da cui hanno portato via alcuni gioielli poco dal valore economico ma dal grande valore affettivo, tra questi degli orecchini che la giovane mamma aveva ricevuto in regalo proprio l'ultimo Natale dai genitori, e poi le collanine, i braccialetti dei bimbi a regalo del battesimo. Insomma, ricordi che non tornano più e chiaramente resta l'amarezza, l'inquietudine. Sparito anche un profumo da un bagno, quindi davvero nei bottini dei ladri ormai entra di tutto quello che possono trovare. Naturalmente per questa giovane coppia, come per tanti altri cittadini, c'è la disperazione e la paura. Ci hanno raccontato anche qui l'interrogativo che adesso serpeggia è quello di chiedersi quando toccherà a me. Si vede che poi le abitazioni dei propri vicini vengono colpite, ci si chiede quando succederà anche nella propria abitazione. Allora si cerca di correre ai ripari come si può, installando ad esempio, ci diceva un signore qui, delle telecamere per sentirsi un po' più sicuri, anche se poi alla fine sappiamo che i ladri non si fermano davvero davanti a niente e a nessuno. Al momento da Paese con Tommaso Migot è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Francesca Bozza. Lo dicevamo mentre Francesca continua il suo giro, che è ormai un giro quasi quotidiano, per raccontare queste storie. Ci sono 2 storie di furti che vedremo subito dopo la pubblicità e che riguardano Mareno di Piave e Conegliano. A fra poco. E lì per lì sono rimasta un buon minuto ferma a fissare tutto quanto. Ho detto, beh, non è possibile che sono entrati, no, non sono entrati ladri. All'inizio non ci stavo credendo, poi più fissavo la confusione, più notavo tutti i dettagli, tutto quanto aperto, rovesciato. È questo lo scenario che la giovane Gaia Fava si trova davanti non appena entra nella sua abitazione in aperta campagna in via San Pio X a Mareno di Piave. Non sono nemmeno le 7 di sera e c'è il sospetto che i ladri si siano dati alla fuga, lasciando il lavoro a metà, sentendo la donna arrivare e parcheggiare l'auto. Di certo hanno fatto irruzione dal retro, prima sventrando la recinzione, poi salendo su questa tettoia e fare leva forse con un cacciavite sul balcone del bagno al primo piano. La traiettoria è cristallizzata da queste impronte. Alla fine a sparire è un orologio del fidanzato di Gaia. Sono corsa giù, ho preso dal mio mazzo di chiavi che ho la key dell'allarme e ho chiesto di chiamare le forze dell'ordine che sono arrivate in breve tempo. Nell'abitazione vicina, in questo caseggiato, vivono anche i genitori della giovane. Il padre Antonio è tra i primi a mobilitarsi. Nell'attimo in cui era qua, la famiglia qua giù in fondo, che io conosco perché
praticamente andavo a scuola assieme al proprietario, è partito l'allarme di casa. Avendo il numero di cellulare l'ho chiamato, gli ho detto ascolta ma... no, ho detto è della casa di mio fratello, ma mio fratello è appena uscito per andare a mangiare con la famiglia. Io ho detto Giuliano vai fuori subito a vedere perché sono passati da noi, se ti è scattato l'allarme sicuramente sono qua in zona, sono qui vicini. Da via San Pio X a via San Marco è questione di poche centinaia di metri, qui la famiglia Oliana è uscita da un quarto d'ora per andare al cinema. Dopo siamo tornati a casa noi e abbiamo subito visto che questo balcone qua era, diciamo che era socchiuso e non sono riusciti ad aprirlo subito perché c'era una sbarra di sicurezza che ha fatto sì che non entrassero. I ladri stavolta se ne vanno a mani vuote, la via di fuga è sempre tra i campi. Intanto arrivano i militari dell'Arma, poco prima delle 8 si avvertono anche degli spari verso sud da una zona non ben identificata. E mentre si era là che si ragionava con i carabinieri, qua giù in fondo sono partiti dei colpi, per l'esperienza che ho io non erano colpi di fucile, erano colpi di pistola, troppo ravvicinati, troppo uno dopo l'altro. Ma quindi qualcuno che voleva metterli in fuga? Sicuramente sì. Ipotizzo siano stati semplicemente degli spari d'avvertimento o magari hanno visto delle figure sospette nel campo, magari chi lo sa, magari appunto essendo cacciatori in zona ho detto dubito che si mettano a cacciare alle 8 di sera, quindi magari saranno stati sì credo spari al massimo d'avvertimento, erano un po' troppo rapida successione, però alzo le mani. Mezzanotte e un quarto mi scatta l'allarme di casa e del mezzo che avevo parcheggiato nel mio giardino privato. Visiono immediatamente le telecamere che ho a circuito chiuso dentro dal monitor, vedo che c'è una persona che mi sta scassinando il camper con la porta aperta. Giusto il tempo di capire cosa stesse accadendo nel suo cortile e Alberto Rossi esce di casa. Come reazione immediata il ladro scavalca la recinzione, sono attimi concitati, in corso c'è un vero e proprio raid. Nel mentre il mio vicino lo vedo che esce anche lui con una torcia perché anche lui ha un'altra figura nel suo giardino che tenta di infrangere un vetro di una finestra di casa sua. Insomma, alla fine i soggetti sono almeno due. Ci siamo messi a rincorsa di entrambe le figure, nel mentre avevo già chiamato la polizia che anche loro sono arrivati praticamente in 3 minuti erano qui, però si sono dileguati, in un attimo non c'erano più. Dal camper di Rossi sparisce lo zainetto della figlioletta di 2 anni, il danno di per sé è limitato, ma a fare riflettere e preoccupare è la modalità. Volto scoperto, addirittura mi ha guardato anche, c'è un'immagine nel video che lui guarda veramente la videocamera, cioè proprio la guarda e continua nella sua frazione, nel furto che mi ha fatto, senza nessun tipo di ritegno. Si sentiva impunito? Sicuramente sì, perché secondo tutti sappiamo che comunque restano impuniti. Il soggetto ripreso sarebbe uno straniero, carnagione scura, sui 30 anni, in via Lourdes, non un caso isolato. Un paio di settimane fa una donna è stata aggredita sempre da una persona di colore proprio qui di fronte, dall'altra parte della strada. 2 donne sono state aggredite, un signore ha cercato di difenderle, anche lui è stato aggredito e sono finiti in ospedale. Ultimamente in questa zona si stanno creando parecchie problematiche, inerente anche un po' a questa paura che abbiamo noi anche a una costruzione che verrà fatta qua più avanti, che sarebbe una specie di dormitorio. Situazione tesa, nel quartiere c'è peraltro chi ha pensato di organizzare delle ronde. Ho parlato con alcune persone appunto qui del quartiere, ci sarebbe stata la possibilità di fare delle ronde notturne a livello di volontariato, però al momento le persone hanno timore di trovarsi di fronte a delle figure che sanno che comunque possono reagire in determinati modi e non se la sentono. Questi dunque il racconto tra Mareno e Conegliano delle razzie in casa, con la paura dei residenti, dalle razzie alle rapine come l'assalto clamoroso alla gioielleria Cacciari Salvati in Corso Italia nel pieno centro di Cortina e in pieno giorno, che abbiamo raccontato in questi giorni. Ci sono indagini serrate per risalire alla banda, mentre appunto serpeggia la preoccupazione nella città che fra 3 settimane ospiterà le Olimpiadi. Un colpo da professionisti preparato nei minimi dettagli, apparentemente perché i 2 malviventi che in una tranquilla mattina di gennaio hanno messo a segno la rapina alla gioielleria Cacciari Salvati in Corso Italia a Cortina
Qualche errore l'avrebbero commesso ed è su quello che gli investigatori, arrivati qualche minuto dopo l'allarme lanciato dall'addetta alle vendite del lussuoso negozio di preziosi, stanno lavorando senza sosta. Al setaccio le immagini del circuito interno del negozio e quelle impresse dalle telecamere di videosorveglianza esterna, il sistema nuovissimo installato da Leonardo per le Olimpiadi, non ancora collaudato. Qualche frame sarebbe stato estrapolato e i tecnici della scientifica di Carabinieri e Polizia lo stanno esaminando minuziosamente, così come scrupolosa è l'analisi delle tracce di sangue repertate all'interno dell'auto servita ai malviventi per allontanarsi dal centro e che poi è stata ritrovata in una zona defilata a circa 1 chilometro di distanza. L'auto, rimasta in sosta per una manciata di minuti nelle vicinanze della pasticceria Lovat, è servita per la fuga e ancora non si sa se la presunta presenza di un complice sia già stata ripresa in centro o, come potrebbe essere più probabile, il terzo malvivente abbia aspettato la coppia fuori cortina per agevolare il cambio della vettura. Quel che emerge è che sulla vettura risultata rubata nell'est Europa è stata apposta una targa trafugata in Italia. Gli inquirenti hanno già sentito la commessa del negozio, comprensibilmente sotto shock. La donna è stata minacciata con una pistola dai 2 rapinatori che sono riusciti ad entrare nel negozio fingendosi normali clienti. All'evidenza di quanto stava accadendo, l'addetta ha assistito alla razzia dei preziosi in preda al terrore. Il bottino non è stato ufficialmente quantificato, ma è ingente. Torniamo nella Marca trevigiana per parlare della vicenda del militare americano di stanza ad Aviano, aggredito e accoltellato per una donna. 7 persone sono state identificate e denunciate dai carabinieri. Una violenta rissa che, ricorderete, era avvenuta a Conegliano il 28 dicembre scorso. Accoltellato perché era in compagnia di una donna di origine albanese. Un fendente che lo aveva raggiunto al torace era rimasto ferito a terra, un giovane militare americano 28enne di stanza alla base di Aviano. Una lesione fortunatamente non letale. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia di 7 cittadini albanesi di età compresa tra i 19 e i 41 anni, residenti o domiciliati nei comuni di Codognè, Godiga Sant'Urbano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Gorgo al Monticano. Sarebbero loro che avrebbero accerchiato, picchiato e accoltellato in piazza Calvi a Conegliano lo scorso 28 dicembre il militare e la donna che era con lui, un albanese di 37 anni. Un'indagine serrata, quella dei carabinieri di Conegliano, che in meno di un mese ha portato all'identificazione degli aggressori, grazie anche all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza emessi dalla Procura di Treviso, i decreti di perquisizione personale e domiciliare. All'esito hanno trovato dei vestiti, degli incapi di abbigliamento che corrispondevano a quelli degli aggressori del militare americano. Ricordo che in quella circostanza il militare fu colpito da una coltellata, per fortuna non fatale. Nel prosieguo le perquisizioni hanno poi consentito di trovare anche una pistola a scacciacani, quindi priva del tappo rosso, una replica e 50 grammi di droga, che per questo motivo uno degli albanesi è stato denunciato anche per detenzione illegale di stupefacenti e di armi. Tutti i soggetti sono stati pertanto deferiti in stato di libertà per i reati di lesioni personali aggravate. Il materiale rinvenuto è stato invece posto sotto sequestro secondo le disposizioni dell'autorità giudiziaria. Soddisfatto per l'esito delle indagini il sindaco di Conegliano. Speriamo solo che le persone colpevoli di questi reati vengano punite nel modo esemplare. Per questo, attuale il sindaco, non vogliamo queste persone nel nostro territorio. La speranza è che questi soggetti vengano raggiunti anche da Daspo. Ma assolutamente sì, devono esserci prima i DASPI e poi nel caso vengano ritrovati sul territorio le pene ancora più severe, perché se non cominciamo da qualche parte non otteniamo risultato. Quindi ci deve essere un effetto, un combinato disposto, DASPO, misure quindi di prevenzione, condanne. Assolutamente sì, ma soprattutto non dobbiamo abbassare la guardia. Gli episodi sul nostro territorio non sono tantissimi, però ogni volta che ci sono, ripeto, le forze dell'ordine agiscono in modo tempestivo e speriamo che altrettanto facciano gli organi giudiziari, che so essere sensibili, e per cui li sollecito ancora di più ad intervenire in maniera pesante, perché queste persone non fanno che del male sul nostro territorio. Il Vicentino ha adescato 2 ragazzine di 12 anni, di cui si è fatto spedire poi materiale a sfondo sessuale. Siamo a Malo, il blitz della polizia.
Dopo aver carpito la fiducia di 2 dodicenni, un presunto pedofilo residente a Malo, tramite i social network, si è fatto spedire immagini a contenuto sessuale. La polizia postale ha avviato una delicata inchiesta per i presunti reati ai danni delle minori. Decisiva la denuncia di uno dei 2 genitori. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe utilizzato i social per avvicinare le bambine, instaurando un rapporto fatto di lusinghe e insistenze, fino a spingerle a inviargli immagini a sfondo erotico. I fatti contestati sono avvenuti nel 2024 e configurano i reati di produzione e tentata produzione di materiale pedopornografico, tra i più gravi previsti dal codice penale, perché in uno dei casi le immagini vietate sono state effettivamente trasmesse all'indagato. La vicenda è stata esaminata dai giudici, chiamati a stabilire quale tribunale dovesse occuparsene. I magistrati hanno stabilito che il procedimento dovrà svolgersi a Venezia, perché il vicentino rientra nella giurisdizione veneta. A Malo, infatti, l'uomo avrebbe ricevuto le immagini e lì si è consumato il reato. Spetterà dunque alla Procura di Venezia chiedere il rinvio a giudizio dell'uomo, cui sono stati sequestrati cellulari, computer e il materiale digitale in suo possesso di interesse per le indagini. Restiamo nel Vicentino, torniamo fra poco con la cronaca, ma c'è un altro tema importante, quello dell'inquinamento PFAS e la bonifica della Miteni di Trissino. La prossima settimana sarà presentato il piano per la messa in sicurezza dell'impianto. Allora ci racconta tutto proprio da Trissino Daniele Grebin insieme a Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Conferma proprio alle mie spalle la sede della Miteni, l'ex Miteni, quella che è considerata l'azienda maggiore responsabile dell'inquinamento, del più grandi inquinamenti in Europa per PFAS. L'ha anche stabilito la recente sentenza della Corte d'Assise, che ha condannato a oltre 140 anni gli 11 manager, però è un processo che comunque seguiremo perché sono già ricorsi in appello e quindi è una fase ancora in divenire. Resta il fatto che la Miteni continua ad inquinare perché comunque è stata predisposta una barriera idraulica ma non è efficace, soprattutto nei momenti di pioggia, e che tracima e continua comunque a interessare tutta la zona rossa, e questo è un grosso problema anche perché è un piano complesso che è stato discusso con regione, provincia e comune, e come hai anticipato ora il piano sarà presentato la prossima settimana per mettere perlomeno fine, la parola fine a questo inquinamento. Ecco, i dettagli li abbiamo realizzati con un servizio, per cui a voi servizio. La prossima settimana sarà presentato il piano per la messa in sicurezza dell'ex sito chimico industriale Miteni di Trissino, al centro di uno dei più gravi inquinamenti da PFAS mai registrato in Europa. È responsabile del coinvolgimento di oltre 300.000 persone nelle province di Vicenza, Verona e Padova. Il documento è stato elaborato da Manifatture Lane Marzotto, Mitsubishi, Eni Rewind e ICIG, che a vario titolo hanno contribuito a inquinare producendo PFAS. La sentenza della Corte d'Assise di Vicenza l'ha stabilito condannando i manager di Mitsubishi e ICIG. Il piano era già stato discusso in una conferenza dei servizi che ha coinvolto Comune di Trissino, Provincia di Vicenza, Regione Veneto e i principali enti tecnici dello Stato, dall'ARPAV all'Istituto Superiore di Sanità. Obiettivo: riportare l'area a condizioni di sicurezza ambientale e tutelare le falde, dopo decenni di contaminazione che hanno colpito l'acqua potabile. Un passaggio decisivo arriva anche dall'Europa. Sono entrati in vigore nuovi limiti sui PFAS nelle acque destinate al consumo umano, ma l'Italia ha prorogato di 6 mesi l'adozione. Il piano di bonifica sarà valutato dagli enti pubblici. Un passaggio chiave dopo che lo studio del professor Annibale Biggeri, ordinario di statistica medica a Padova, ha messo in rilievo numeri che parlano da soli. Nel nostro studio noi abbiamo quantificato globalmente il numero più facile ricordarlo sul totale delle morti. Sono circa 4.000 morti in eccesso che non avrebbero dovuto verificarsi.
E comunque per inquinamento da PFAS non solo Miteni, ma anche recentemente ha acquistato la preoccupazione dei cittadini le falde inquinate, soprattutto nelle aree di ricarica degli acquedotti di Padova e del Veneziano. Parliamo nei territori di Montecchio Precalcino, Villa Verla, e soprattutto perché questa situazione sta preoccupando, visto che non è ancora chiara in questo caso l'origine dell'inquinamento. Una parte era anche stato individuato nei materiali che sono stati scavati per realizzare le gallerie della Pedemontana e che sono stati conferiti in alcune zone delle cave sopra le zone di ricarica, ma non solo. È per questo che, ricordiamo, inizio settimana 12 sindaci del Veneziano e Padovano, a partire dal Comune di Padova, hanno scritto al Presidente della Regione Stefani proprio per mettere in sicurezza e per evitare ulteriori forme di inquinamento in quelle zone. E a proposito di pozzi e di ricarica d'acqua, c'è anche il Comune vicentino di Due Ville, che è l'unico in Veneto con oltre 10.000 abitanti, che è preoccupato per la salute dei suoi cittadini che si servono, non avendo l'acquedotto, dei pozzi privati. Ecco, sollecita proprio una messa in sicurezza, e con questo il servizio e la sua testimonianza restituisco la linea. È l'unico comune in Veneto con oltre 10.000 abitanti a non avere l'acquedotto, e vista l'attenzione crescente al tema dell'acqua a seguito delle notizie dei mesi scorsi sulla presenza in alcune aree dell'Alto Vicentino di siti di deposito di materiali di scavo della Pedemontana potenzialmente interessati dalla contaminazione da PFBA, il sindaco di Due Ville scrive al presidente della regione. Siamo nel 2025, è impensabile ormai che un comune come Due Ville di 14.000 abitanti, sopra praticamente la soglia di 10.000, è l'unico comune in Veneto senza acquedotto. È vero che da qui diparte l'acquedotto di Padova, ma noi che preleviamo tutto il paese, sono 4.000 pozzi, l'acqua, dobbiamo avere anche noi la certezza che in qualsiasi momento beviamo acqua buona. Per cui andrò a chiedere al Presidente Stefani, abbiamo già avuto dei contatti con i vari gestori, Via Acqua, Acegas Padova, che preleva l'acqua da qui, per avere un contributo significativo per la realizzazione dell'acquedotto. Non è più procrastinabile. Sono oltre 4.000 i pozzi a Due Ville da monitorare. Proprio di recente abbiamo siglato una convenzione con il gestore idrico, che è Via Acqua, nella quale è previsto che 50 famiglie possono nell'arco dell'anno del 2026 avere un'analisi di quelli che sono tutti i componenti possibilmente inquinanti delle falde. Diciamo che questa convenzione proroga delle convenzioni precedenti che c'erano, che però avevano meno elementi. Adesso abbiamo inserito il valore dei FAS, e questo è molto, lo devo dire, incide molto nel costo. Col discorso dei FAS della zona appunto dell'Ovest, Malo, Marano, della Pedemontana Veneta appunto, abbiamo fatto una richiesta intanto all'US8 di fare un sondaggio su tutti quanti quelli che sono i pozzi dei fabbricati del comune, che sono palestre, il municipio, le scuole, e fortunatamente, lo voglio dire, tutti i parametri sono perfettamente nella norma, per cui tranquillità ai cittadini che i parametri sono nella norma. Questa convenzione va effettivamente a mettere sotto tutela, sotto controllo le famiglie che vogliono essere certe che l'acqua bevono è un'acqua potabile e possono bere in tranquillità. Lasciamo la vicenda dei PFAS, torniamo alla cronaca, la cronaca giudiziaria in questo caso. La Procura di Pordenone ha iscritto 8 operatori sanitari dell'ospedale di Portogruaro nel registro degli indagati per la morte di un neonato figlio di una coppia di Fiume Veneto. 8 operatori sanitari dell'ospedale di Portogruaro sono indagati dalla Procura di Pordenone per la morte di un neonato, figlio di una coppia di Fiume Veneto, deceduto sabato scorso subito dopo il parto. L'iscrizione nel registro degli indagati è stata decisa in vista dell'autopsia prevista nelle prossime ore, che permetterà agli indagati di nominare un avvocato e un consulente di fiducia. L'autopsia, affidata al medico legale Antonello Cirnelli, affiancata da 2 esperti, Pantaleo Greco e Marni Federigo, dovrà chiarire le cause della morte. Anche la famiglia potrà avere un proprio consulente durante l'esame. Il padre del neonato aveva già presentato un esposto alla questura di Pordenone, consegnando tutta la documentazione della gravidanza, comprese visite ed ecografie anche private. Dai controlli non risulterebbero problemi però particolari durante la gravidanza. I periti dovranno capire se dagli esami fatti prima del parto si potevano individuare rischi maggiori e se durante il travaglio o il parto ci siano state eventuali mancanze o errori. La procura ha già preso in visione la cartella clinica e tutti i documenti forniti dalla famiglia.
3 sono invece le dottoresse indagate per la morte di Azzurra Breda, la 12enne morta l'ultimo giorno dell'anno per influenza, e intanto domani pomeriggio i funerali. Se è vero che ogni figlio ha il compito di rendere orgogliosi i genitori, Azzurra ce l'hai fatta. C'è tutto il dolore di una famiglia e di quanti conoscevano e amavano Azzurra Breda nell'annuncio pubblico della sua morte e della celebrazione del suo funerale, che avverrà domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di Sant'Angelo di Piove di Sacco. La sua giovanissima vita si è spezzata a 12 anni nell'ultimo giorno dell'anno, portata via dall'influenza. Sulla sua morte la procura di Padova ha aperto un fascicolo. 3 le dottoresse iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di cooperazione in omicidio colposo. La pediatra di famiglia, una specializzando e un medico strutturato dell'azienda ospedaliera di Padova. Per 2 volte la famiglia aveva chiesto aiuto alla pediatra, sentita solo al telefono, e poi al pronto soccorso pediatrico, dove era stata visitata e rimandata a casa una prima volta per poi essere ricoverata il 30 dicembre. Dal reparto Azzurra è arrivata nella terapia intensiva pediatrica, dove è morta la mattina del 31 dicembre. Sulla scomparsa di Azzurra Breda i genitori, che hanno presentato una denuncia ai carabinieri, chiedono alla giustizia di fare piena luce. Torniamo nella Marca. Avrebbe compiuto 57 anni domenica Attilio Frare, l'uomo di Guia di Valdobbiadene, morto, lo abbiamo seguito in questi giorni, mercoledì dopo lo scoppio di un ordigno bellico di produzione austro-ungarica, un proiettile da mortaio. Il funerale, come vedete, domani alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Guia, dove stasera alle 19:30 sarà recitato il Santo Rosario. Dopo le esequie si proseguirà con il rito della cremazione. La famiglia chiede non fiori ma opere di bene che verranno devolute all'asilo di Guia. Nel frattempo è terminata l'ispezione del ricovero attrezzi di Frare. Gli artificieri non hanno rinvenuto altri ordigni attivi. Le decine di proiettili di vario calibro presenti all'interno della struttura sono infatti risultate tutte già disinnescate. I militari hanno inoltre controllato una seconda stanza indicata ai carabinieri dalla compagna dell'uomo. Anche in questo caso l'ispezione ha dato esito negativo. All'interno non sono stati trovati proiettili né altri ordigni bellici. Sempre nella Marca, terribile, lo stesso giorno poi della morte di Frare, il terribile incidente di Salettuola con l'uomo, il 69enne, morto schiacciato dal camion che aveva sterzato per l'invasione di corsia di una anziana in auto. Sarà una perizia cinematica a chiarire l'esatta dinamica del tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita Severino Ballan di Porto Tolle. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico della 69enne di San Paolo di Piave che avrebbe provocato il tragico incidente stradale lungo via Piave. La donna, alla guida di una Panda, avrebbe invaso, per motivi ancora da accertare, forse un malore, la corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo l'autobotte carica di vino. Il mezzo pesante, nel tentativo di evitarla, avrebbe sterzato prima a destra poi a sinistra, finendo rovesciato sopra un doblò che stava transitando. Il bilancio tragico. A morire l'autista del furgoncino, il 70enne Rodigino Severino Bellan, vedovo e molto noto a Porto Tolle come commerciante di frutta e verdura. Da poco era andato in pensione. La 69enne, rimasta ferita nell'urto, si trova ricoverata all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni sono considerate gravi ma non in pericolo di vita. Appena possibile sarà ascoltata dagli inquirenti. Intanto il sostituto procuratore Stefania Cecchin ha disposto che sull'incidente avvenuto a Salettuola, frazione di Maserata, venga svolta una consulenza che prenda in considerazione tutti i mezzi coinvolti nel sinistro, dalla posizione in cui si sono fermati alla velocità. Una perizia cinematica che possa chiarire l'esatta dinamica di questa tragedia, l'ennesima sulle strade della Marca. Probabile l'iscrizione nel registro degli indagati anche del conducente marchigiano 58enne del camion. L'iscrizione sarà ovviamente fatta a garanzia dell'uomo, che così avrà la possibilità di nominare un proprio consulente in sede di esame tecnico. Il boato della cisterna che si è rovesciata sulla strada schiacciando il furgone è stata talmente forte da far esplodere i vetri dei finestrini di una Ford bianca bloccata a pochi metri dalla tragedia. Sotto shock gli automobilisti di passaggio che si sono fermati per prestare i soccorsi. Qualcuno ha assistito la donna a bordo della Panda, altri hanno cercato di aiutare il camionista. Solo successivamente si sono accorti che sotto il grosso mezzo era rimasto schiacciato il furgoncino di Bellan.
Ancora dalla Marca, intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco ieri sera poco prima delle 21 a Ave del Lago, dove l'incendio scoppiato in una legnaia ha rischiato, come vedete in queste immagini, di estendersi al boschetto vicino. È intervenuta la squadra di competenza per territorio giunta dal distaccamento di Castelfranco Veneto con 2 mezzi e 5 operatori che hanno provveduto a circoscrivere e spegnere l'incendio, evitando la propagazione delle fiamme al bosco. Sul posto presenti anche i carabinieri per capire qual è stata l'origine di questo incendio. Una fuga di monossido invece ad Arre, siamo nel Padovano, da una bifamiliare del paese, 2 persone ancora ricoverate all'ospedale di Schiavonia per intossicazione. È scattato alle 21:45 l'allarme in una bifamiliare in via Ruzzona ad Arre, nel Padovano, per un caso di intossicazione da monossido di carbonio. Su richiesta del 118, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. All'interno delle 2 abitazioni si trovavano diverse persone, 8 in totale quelle coinvolte, 2 le persone ancora ricoverate all'ospedale di Schiavonia, ma le loro condizioni non destano preoccupazione e non sono considerate gravi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'abitazione e hanno avviato le verifiche tecniche. Secondo i primi accertamenti, l'origine della possibile fuga di monossido di carbonio potrebbe provenire dalla caldaia. I tecnici sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 17 confezioni di prodotti farmacologici illeciti rinvenuti all'interno di 5 spedizioni destinate a soggetti residenti nel Trevigiano. I plichi controllati, provenienti dalla Polonia e dalla Slovenia, contenevano sostanze di diverso tipo, tra cui ormone della crescita, la cui vendita è vietata perché è inserito nella lista dei farmaci vietati dal Codice Mondiale Antidoping, ma anche i medicinali finalizzati a ottenere migliori prestazioni fisiche, commercializzabili solo su prescrizione medica risultata assente, anche integratori privi del codice di notifica al Ministero della Salute. I militari hanno individuato uno dei destinatari delle spedizioni contenenti i farmaci non sicuri. La perquisizione personale domiciliare a questa persona ha portato al rinvenimento di ulteriori sostanze illegali. L'uomo è stato segnalato alla Procura di Treviso. Adesso ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria per tornare a parlare di minori, di disagi dei giovani e dei giovanissimi. Abbiamo parlato in apertura della tragedia di Annabella, ragazza di 22 anni, e di questo suicidio sul quale molti si fanno domande, ma come sapete il disagio giovanile riguarda moltissimo le fasce anche dei minori. Allora c'è un protocollo tra Questura e ULSS 2 su questi ragazzi, anche un'indagine dell'ULSS 2 sul disagio dei giovanissimi. Lo vediamo subito dopo la pubblicità. Ecco, ok, sono quest'ore. Firmato il protocollo tra la Questura di Treviso e il Centro di Attività Task Force Educativa 118 dell'USL 2 per affiancare in un percorso educativo e di supporto quei ragazzi destinatari di provvedimenti di natura amministrativa come ammonimenti per bullismo e cyberbullismo, DASPO, DACUR e altre misure di prevenzione adottate dal Questore, che pone l'accento sull'efficacia e l'importanza di questi provvedimenti. Oggi abbiamo allo studio una nuova legislazione che ci permetterà di poter intervenire con altre misure di prevenzione, con l'ammonimento per bullismo e altri strumenti anche nei confronti di soggetti di infra 14 anni. I ragazzi minorenni potranno aderire su base volontaria a specifici percorsi che coinvolgeranno anche le loro famiglie. Attraverso il protocollo che oggi abbiamo firmato, il provvedimento di ammonimento sarà seguito da questo percorso di risocializzazione che la USL 2 farà nei confronti del minorenne ammonito, considerando anche la sua famiglia. Noi prendiamo in carico un percorso che non si ferma solo agli educatori ovviamente che seguono la persona, il ragazzo, ma anche verso le famiglie, perché i primi educatori delle famiglie sono i genitori. Il centro di attività dell'USL 2 provvederà a ricevere e gestire le segnalazioni inviate dalla Questura, attivando tempestivamente il percorso di presa in carico di ragazzi e genitori, elaborando un patto educativo individuale e un progetto educativo individualizzato, assicurando un supporto integrato e multidisciplinare.
In accordo con la scuola sono stati testati 3.685 studenti delle scuole superiori di Treviso, di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Un'indagine che aveva il compito di mettere in luce le criticità tra i giovanissimi. Preoccupanti sono i dati snocciolati dal direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi riguardanti l'uso delle sostanze stupefacenti. L'uso della cannabis è diciamo nei quindicenni circa il 13% di questo campione e nei 17-18 anni arriviamo al 20%, quindi a dati importanti. Numeri importanti, spiega il direttore generale, che non vanno sottovalutati. Più contenuto fortunatamente l'utilizzo di altre droghe. Quando parliamo di altre sostanze, ha precisato Benazzi, intendiamo anfetamine e nuove droghe. L'uso di fentanyl è oggi molto ridotto, così come quello di cocaina e sostanze allucinogene, che si attestano complessivamente intorno all'8% nella fascia tra i 15 e i 18 anni. Ma accanto al tema delle dipendenze emerge il disagio legato all'isolamento dei ragazzi e l'uso continuo delle tecnologie. Un'altra delle criticità che non vanno assolutamente trascurate. Il fatto che questi ragazzi spesso e volentieri sono da soli davanti al computer e quindi c'è molta, come dire, anche problematica che si lega al bullismo fatto tramite Facebook, tramite queste tramite internet eccetera. Quindi anche su questo dovremo lavorare, perché dobbiamo fare in modo che i ragazzi non si isolino, ma che stiano in gruppo, che lavorino in gruppo, e quindi questo è un grosso lavoro che faremo con le scuole. Dunque non solo droghe ma anche bullismo online. C'è molto da lavorare, ha terminato Benazzi, con le scuole ma anche con le famiglie. E a proposito di disagio giovanile ne ha parlato in queste ore il presidente del Veneto Alberto Stefani, intervenendo a Radio 24 facendo riferimento alla tragedie di Annabella Martinelli. Abbiamo situazioni, dice Stefani, che illuminano una emergenza vera e propria. Noi dobbiamo essere in grado di intercettare con una strategia multilivello il disagio giovanile. Gli sportelli psicologici nelle scuole sono una prima risposta, ma non basta, ha aggiunto Stefani. Occorre istituire, e ci stiamo lavorando, lo psicologo di base, una figura che abbiamo messo a fuoco come una figura da integrare in dialogo con il medico di famiglia e con gli ospedali di comunità. Ho in programma, conclude Stefani, una serie di ricognizioni nelle prossime settimane nelle case di comunità del territorio già realizzate. A pieno regime saranno 99 in tutto il territorio e le case di comunità avranno uno psicologo di base in servizio. Quindi gli strumenti per cercare di intercettare il disagio giovanile. Disagio giovanile che va di pari passo spesso con la cronaca, lo abbiamo visto, anche quando non sono protagonisti, diciamo, vittime i giovani. Il sindaco Mario Conte, siamo di nuovo a Treviso, torna a parlare di sicurezza in città dopo le spaccate che hanno causato ingenti danni e poco bottino in questi giorni, ma anche il tentativo di rapina con coltello a un minorenne in viale Orléans che ha fatto salire nuovamente la tensione. Ovviamente sono il primo a essere dispiaciuto, anche in questo caso so che le indagini stanno procedendo nella direzione giusta. L'obiettivo nostro è quello di rendere la nostra città sempre più sicura. Purtroppo qualche episodio ancora succede, quindi dobbiamo lavorare con ancora maggiore impegno, intensificare e migliorare gli strumenti a disposizione, quindi continueremo a installare videocamere, continueremo a chiedere forze dell'ordine al Ministro, abbiamo chiesto anche di mantenere il presidio militare dell'esercito, quindi insomma noi ce la stiamo mettendo tutta. Forze militari quindi, ma anche sinergia tra istituzioni e cittadini che rafforzi il sistema di sicurezza percepita. Serve una grande sinergia tra cittadini e istituzioni, c'è anche il gruppo di vicinato nei vari quadranti della città che sta lavorando molto bene, quindi io continuo a dire che la nostra città è una città molto sicura, non lo dice il sindaco, lo dicono i dati. Però è altrettanto vero che bastano anche pochi episodi per minare la percezione di sicurezza e per generare comunque malessere, rabbia e preoccupazione. E proprio in tema spaccate, la prossima settimana si ritroveranno di nuovo tutti di fronte ad un tavolo, prefetto, amministrazione e associazioni di commercianti, in un comitato ordine e sicurezza, mentre il responsabile o i responsabili di tutte queste spaccate in città hanno le ore contate. Oggi è stato individuato un primo responsabile, so che le forze dell'ordine stanno facendo davvero un gran lavoro per stringere il cerchio attorno ai responsabili. L'obiettivo è che queste cose non succedano,
Per fortuna la nostra città ha tante videocamere di sorveglianza, quindi stiamo lavorando con grande impegno. Sul cantiere della stazione invece si torna a discutere sui tempi e sui danni che Casugana intende chiedere. Nei giorni scorsi un accesso agli atti del consigliere comunale Marco Zabai aveva fatto capire come non fossero previste penali nel contratto in essere. Al netto dell'accesso atti di Zabai sono concentrato a finire questo calvario, che lo è per me così come per i cittadini pendolari, quindi sono io il primo a essere arrabbiato e stanco dei disagi dovuti a quel cantiere. Ricordo che parliamo di un investimento da oltre 20 milioni di euro da parte di RFI, un intervento importante che ha portato con sé tanti disagi, molti disservizi, quindi noi, quando sarà il momento giusto, una volta ultimati i lavori, ci siederemo al tavolo con RFI per fare i conti di quelli che sono stati i danni di immagine alla città e anche dei disservizi subiti dalla comunità. Queste sono le ombre, ma poi ci sono anche le luci di Treviso, premiate le più belle vetrine di Natale, occasione per fare anche un bilancio delle festività, 800.000 visitatori per una ricaduta di indotto di 25 milioni di euro. Con la premiazione del concorso La vetrina di Natale più bella, l'amministrazione ha fatto un bilancio del Natale appena trascorso, numeri particolarmente significativi. Oltre 100 eventi in città per un totale di circa 800.000 presenze. Il villaggio di Natale di Piazza Rinaldi ha registrato circa 250.000 ingressi, tutto esaurito anche per i concerti al Teatro del Monaco e a San Nicolò, con una ricaduta economica stimata in 25 milioni di euro. Un grande successo anche perché ha coinvolto tutta la città e anche tutti i protagonisti della città, quindi commercianti, che qui va il mio grazie anche per il loro impegno, perché la loro dinamicità, l'impegno e anche la bellezza che danno alla città è impagabile, quindi un grazie a loro, un grazie alle studentesse del Liceo Artistico, perché loro hanno creato poi quella che è l'opera che è il simbolo che rimane di questa unione tra istituzioni. E il prossimo anno si aggiungerà un'altra piazza. Quello che è stato creato a Piazza Rinaldi lo ha confermato, un villaggio di Natale straordinario, 250.000 presenze nei 40 giorni del Natale. Ecco che è l'occasione l'anno prossimo per fare di questo progetto una duplicazione in una seconda piazza, quindi mantenere Piazza Rinaldi e aggiungere una seconda piazza, Piazza San Vito, un'altra piazza, quelle che sono. E questo perché funziona. E funziona, piace ai trevigiani, piace ai visitatori. I premi alle vetrine sono andati a Nasciar Gun Store per il centro storico, a Tommaso Bovone Fiori per il quartiere, a Ferdinando Cestaro per il mercato, mentre il titolo di plateatico più suggestivo è stato attribuito al ristorante Odeon La Colonna. Per Nasci e Cestaro è la seconda vittoria del concorso. Le studentesse dell'artistico hanno creato il premio delle gru in ceramica smaltata con tecnica innovativa ispirate alla storia di Sasaki Sadako, una giovane perita a seguito delle bombe su Hiroshima e divenuta emblema universale di speranza attraverso la leggenda giapponese delle 1000 gru di carta. Vogliamo evidenziare l'aspetto di una città che si è fatta vedere bellissima, ben illuminata, ben presidiata, con delle vetrine di grande attrattività. È stato bello riconoscere questo, vedere anche che su questo concorso alcuni commercianti, fa piacere anche ricordare alcuni nostri associati, hanno voluto riproporsi e hanno rivinto, quindi vuol dire che piace l'idea di far vedere ogni anno qualcosa in più, qualcosa di più bello. Mancano 22 giorni all'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina e proprio in queste ore a Belluno si sta presentando l'importantissimo piano del trasporto pubblico. Peraltro domenica 18 arriva la torcia olimpica anche in Veneto, nella tappa appunto che inizia il suo percorso anche nella nostra regione sarà a Verona. Mancano invece 50 giorni all'inizio dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 che seguiranno, che saranno successivi proprio come sempre alle Olimpiadi. Ieri presentate a Venezia le cerimonie di apertura e chiusura, Verona grande protagonista della Kermesse. Verona entra nella storia delle Paralimpiadi. Il 6 marzo l'Arena ospiterà Life in Motion, la prima cerimonia paralimpica mai realizzata in un sito UNESCO. A meno di 2 mesi dall'avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Fondazione ha presentato a Venezia le cerimonie di apertura e chiusura. Il successo dell'organizzazione dipende anche e soprattutto dalle Paralimpiadi, perché
un segnale che il Paese ha attenzione e sensibilità, che il comitato organizzatore non destina energie, ma questo ho parlato anche di chi deve venire a guardarlo, il pubblico, è uno spettacolo straordinario. L'evento inaugurale all'Arena di Verona sarà un momento senza precedenti, un racconto dedicato alla vita, al cambiamento e alla disabilità intesa come armonia tra persone e ambiente. Sul palco anche artisti internazionali come Stuart Copeland, storico batterista dei Police, e i Medusa, ma spazio anche all'arte contemporanea con Iago, Emilio Isgro e Marina Pollonio. Il progetto è firmato dalla direttrice cerimonie Maria Laura Iascone, dal direttore artistico Alfredo Accatino e da Filmmaster. Location straordinaria e la necessità di fare uno show completamente diverso, uno show all'altezza del mondo paralimpico. Il mondo paralimpico è in continua trasformazione e cambiamento, gli atleti sono atleti veri e noi abbiamo voluto fare una grande festa condivisa. Non solo un momento di spettacolo sportivo, ma anche e soprattutto un'occasione di inclusione. Quando si parla di legacy delle Olimpiadi, quando si parla di testamento delle Olimpiadi, si deve parlare anche di inclusione, perché uno dei temi più importanti che porteremo avanti dopo le Paralimpiadi sarà proprio il tema dell'accessibilità e dell'inclusione. La Regione del Veneto ha approvato le linee guida sull'accessibilità, dovremo renderle realtà nei luoghi pubblici, ci sono tantissime iniziative che abbiamo in testa per tradurre tutto questo in realtà. La cerimonia di chiusura si terrà invece il 15 marzo a Cortina d'Ampezzo al Carling Olympic Stadium con l'Italian Souvenir, tema creativo che ispira l'ultima grande festa con la grande partecipazione di Arisa per salutare i giochi. Devo dire anche che c'è un accesso da parte del mondo del volontariato, da parte di moltissimi ragazzi giovani che chiedono proprio di partecipare come volontari alle Paralimpiadi. Direi che questo è un altro bel segnale. La legacy è una legacy a 360 gradi, 5 miliardi di PIL che è già legacy, 1,8 miliardi di opere in Veneto che è una grande legacy, ma poi ce n'è una culturale che è quella dell'inclusione che non ha limiti ed è quella sulla quale abbiamo investito. All'ingegnere idraulico Andrea Rinaldo il premio veneziano dell'anno, la premiazione al teatro La Fenice. Andrea Rinaldo il veneziano dell'anno 2025, l'ingegnere idraulico di fama internazionale nonché docente all'Università di Padova, ha ricevuto il riconoscimento nelle sale apollinee del Teatro La Fenice nel corso della cerimonia ufficiale promossa dall'Associazione Sette Mari. Il premio viene assegnato dal 1978 a personalità, enti e istituzioni che hanno contribuito alla crescita culturale e al prestigio di Venezia, in Italia e nel mondo, proprio come Andrea Rinaldo. Io non so se merito tutto questo, ma certamente mi fa un grandissimo piacere, proprio una sensazione che immagino particolare, trasferita anche a quelli che non ci sono più, che avrebbero venezianissimi della mia famiglia, che avrebbero tenuto moltissimo a questa cosa. Così faccio io. Il premio gli è stato conferito per le competenze scientifiche riconosciute a livello mondiale nel campo dell'idraulica e per l'impegno costante nella salvaguardia di Venezia, anche attraverso la ricerca sui cambiamenti climatici e sugli ambienti costieri. A consegnare il riconoscimento è stato l'assessore comunale all'ambiente Massimiliano De Martin, che ha sottolineato il valore del dialogo tra scienza e politica nella gestione delle sfide legate all'acqua e alla protezione della città. Allora, in queste settimane, ogni venerdì sera avete potuto rivedere le puntate della prima stagione di Una buona giornata, la sitcom realizzata da Igor Barbazza e Davide Stefanato, quindi un Dove eravamo rimasti, ma questa sera alle 20:10 parte la nuova stagione della sitcom. Avevi già casa del nonno, eh? Quanti ricordi? E adesso? Ognuno torna alla sua vita. Lo capito. Ripartimo. I fratelli Pietro e Zeno, Davide Stefanato e Igor Barbazza sono pronti a rimettersi in viaggio per trovare l'eredità del nonno defunto, che li ha voluti rimettere insieme dopo una lunga lontananza, affidando loro un pulmino e una missione che li porterà a girare il nostro meraviglioso Veneto nella seconda stagione di Una buona giornata. Continuiamo a portare in scena posti meravigliosi del nostro amato territorio. Il tutto condito da un'ironia che non sconfina mai nella volgarità o nella parolaccia. Cerchiamo di fare un'ironia intelligente, nel senso che cerchiamo di divertire in maniera semplice. Noi ci definiamo pop, cioè popolari, ci piace far ridere dal bambino all'adulto, all'anziano. E in questa seconda stagione, tra amicizia, risate e avventura, ci sarà anche spazio per l'amore. Ci sarà una storia d'amore quest'anno, una storia d'amore bellissima, con una donna bellissima che si innamorerà giustamente e ovviamente
di Igor. Insieme a Igor Barbazza e Davide Stefanato anche Sara Zanier. Serena in 100 vetrine, quindi il grande amore Damiano e Serena che ha fatto innamorare milioni di italiani, torniamo a lavorare assieme. Nato come un piccolo progetto, Una buona giornata ha ora l'ambizione di diventare molto di più. L'ambizione qual è? Quella di poter fare un prodotto di prima serata. Per farlo servono, sono sincero, delle entrate economiche maggiori, però era importante cominciare, perché quello che abbiamo fatto io e Davide, grazie ad Antena 3, Media Nord-Est, abbiamo fatto la storia, perché nessuno ha mai fatto una fiction sul nostro territorio, con le maestranze del nostro territorio. 5 puntate in onda dal 16 gennaio, tutti i venerdì su Antena 3 alle 20:10, in replica sabato alle 20:50, domenica alle 13:35 e martedì alle 23. Ogni puntata ci sono moltissimi colpi di scena, si ride moltissimo, ci sono momenti inaspettati. E chissà se alla fine di questa seconda stagione Zeno e Pietro riusciranno a trovare l'eredità del nonno. Nell'ultima puntata ci sarà un grande colpo di scena assolutamente inaspettato. Sarà l'eredità? Sarà qualcos'altro? Dovete seguirci, dispiace. Ma forse state già pensando alla terza stagione? Assolutamente sì, questo te lo dico in anteprima, abbiamo già una bozza di idee per la terza stagione. E allora, intanto, in attesa della terza stagione, 20:10 questa sera su Antena 3, una buona stagione, una buona giornata, seconda stagione, ore 20:10. Vi diamo gli ultimi aggiornamenti di cronaca, tornando a parlare di Annabella Martinelli, la 22enne che è stata trovata senza vita, impiccata a Teolo. Verrà eseguita martedì l'autopsia sul 22enne, a disporre gli accertamenti il sostituto procuratore Martina Varagnolo, che è titolare dell'indagine. A quanto si apprende comunque risulta al momento molto improbabile l'ipotesi che la morte abbia avuto origini diverse dal suicidio, e quindi l'autopsia sarà necessaria per escludere altre cause del decesso, e solo successivamente il corpo verrà restituito alla famiglia, che quindi potrà fissare la data delle esequie. Un altro aggiornamento che invece riguarda l'economia, perché in queste ore l'Istat ha fornito i dati sulla inflazione e sui prezzi al consumo. Ebbene, in testa alle classifiche delle regioni più costose, con un'inflazione annua più 0,9%, sono dati 2025 ovviamente, c'è il Trentino Alto Adige, che registra a famiglia un aggravio medio pari a 587 euro. Segue il Friuli Venezia Giulia e al terzo posto, con più 457 euro di aggravio medio per famiglia, il Veneto, con un più 0,17%, quindi il rincaro della spesa che si fa sentire molto nella nostra regione, al terzo posto dopo Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Siamo in chiusura. Allora, vi dicevo che questa sera alle 20:10 c'è una buona giornata e parte la seconda stagione. Adesso invece vi dico che subito dopo di noi ci sarà, come sempre, come ogni venerdì, Marco Goldin, che ci racconta uno dei tanti capolavori che sono in mostra a Santa Caterina, nella mostra da Picasso a Van Gogh, che continua a mietere continua a registrare numeri da record e a mietere successo a Treviso. Dopo ci sarà ovviamente il meteo, poi come sempre c'è Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, alle 16:12 il film The Immigrant del 2013 con Jeremy Renner, e poi alle 18 Itinerari Padovani, Patrimonio Provincia. Questa è la programmazione, quindi continuate a stare con noi a partire da fra pochissimo, perché vedrete Marco Goldin, quindi uno dei tanti capolavori della mostra di Santa Caterina. Grazie per averci seguito e arrivederci.